Ultimato il progetto per la costruzione di una casa di riposo a Mezzanego. A settembre sarà avviata la gara. Si tratta di un project financing all'avanguardia. L'investimento è di 10 milioni di euro. Nella prima settimana dall'entrata in vigore del Codice Rosso, la polizia ha eseguito 2 divieti di avvicinamento a carico di 2 stalker a Genova e un allontanamento dalla casa familiare a Chiavari. 3 giorni intensi tra testimonianze, incontri e visite nei luoghi di culto più importanti di Roma. Per i cresimati della diocesi il recente pellegrinaggio è stata un'occasione per rinnovare la professione di fede e stringere nuove amicizie. Festa di Nostra Signora della Guardia. Il Vescovo ha celebrato questa mattina la messa al Santuario di Velva. A Levi inizia domani la novena. Quest'anno ricorrono i 100 anni della devozione mariana. Tutto pronto per la 35esima edizione del Rally della Lanterna, il terzo della Val d'Aveto, quest'anno dedicato a Ugo Monteverde. 80 gli iscritti, sabato speciale prova in notturna in località Pievetta. Buongiorno a tutti e bentornati al telegiornale di Telepace. In apertura andiamo a Mezzanego. L'amministrazione sta per compiere un nuovo passo in avanti verso la realizzazione di una casa di riposo in località Pralungo. Ora mancano gli imprenditori interessati. Il progetto è ambizioso e all'avanguardia e prevede un investimento da 10 milioni di euro. Sentiamo. È stato ultimato il progetto per la costruzione di una residenza per anziani a Pralungo di Mezzanego. Depositati in comune gli ultimi pareri positivi, quelli di ASL 4 e Vigili del Fuoco, a settembre l'amministrazione bandirà la prima gara d'appalto. Se sarà aggiudicato troveremo l'operatore, permetterà di dotare questa valle, questo comune, di una struttura all'avanguardia in materia di RSA, Centro per l'Alzheimer, e di creare anche tanti posti di lavoro. Si tratta di un project financing ambizioso che prevede un investimento di circa 10 milioni di euro. Per questo chi avrà la gestione otterrà una concessione di 50-60 anni per poter rientrare dei costi di costruzione. Ci sarà un canone di concessione che sarà versato al comune, creerà circa 50-60 posti di lavoro, ci saranno anche tariffe convenzionate per i residenti e permetterà di avere una struttura veramente all'avanguardia, perché sia come standard qualitativi per gli ospiti sarà anche dotata di piscina riabilitativa che negli orari serali sarà aperta anche al pubblico. Il piano d'opera prevede la realizzazione di un immobile di 6 piani, di cui 2 seminterrati, per un totale di 4.500 metri quadrati di superficie calpestabile. Ospiterà 93 posti, di cui 14 saranno riservati al Centro per l'Alzheimer, super specializzato, con anche giardino protetto, stanze di stimolazione sensoriale, poi ci saranno una quarantina di posti per i DRSA, poi ci sarà 13 posti per il centro diurno, il resto dei posti della struttura, che in totale sono 93, sarà dedicato ai post acuti, che si tratta di soggetti che sono stati ospedalizzati, però i protocolli attuali degli ospedali prevedono che dopo pochi giorni la dimissioni, però non potendo rientrare nelle proprie case, nelle proprie famiglie, verranno ospitati qua, dove faranno un percorso riabilitativo, da qui la presenza anche della piscina. La cronaca, parliamo di maltrattamenti in famiglia e stalking. Le forze dell'ordine sono molto attente a questi fenomeni. Di recente 2 provvedimenti sono stati presi dal commissariato di polizia di Genova, uno da quello di Chiavari. È il caso della coppia anziana di cui si è parlato nei giorni scorsi. La polizia evidenzia i tempi rapidi di azione grazie all'entrata in vigore del cosiddetto Codice Rosso. Sentiamo. Nella prima settimana dall'entrata in vigore del cosiddetto Codice Rosso, la polizia ha eseguito 2 divieti di avvicinamento a carico di 2 stalkers e un allontanamento dalla casa familiare. Quest'ultimo caso ha coinvolto il commissariato di Chiavari. Gli investigatori hanno ricevuto la denuncia di una donna ultraottantenne relativa al marito di 70 anni. L'uomo, a causa della sua indole gelosa e prevaricatrice, si legge nella nota della polizia, ingiuriava e minacciava quotidianamente la consorte. In alcune occasioni la chiudeva in casa e durante banali discussioni è arrivato varie volte a schiaffeggiare la moglie. L'episodio più grave, riporta il commissariato, si è verificato nella seconda settimana di agosto, in cui, in seguito ad una lite e alla successiva aggressione, il marito le ha procurato ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Il provvedimento restrittivo dell'allontanamento è scattato pochi giorni dopo la denuncia. I tempi rapidi dell'azione di polizia sono proprio una delle novità introdotte dal pacchetto di modifiche al codice penale apportate dalla legge a tutela delle vittime di violenza domestica e chiamato appunto Codice Rosso. Altri 2 casi si sono verificati negli ultimi giorni a Genova.
Il primo ha riguardato una 53enne siciliana sposata dal 2016 con un 28enne straniero che a causa dei maltrattamenti subiti ha chiesto la separazione. L'uomo non ha accettato la decisione della moglie e ha provato a più riprese a convincerla a tornare sui suoi passi. Falliti tutti i tentativi, l'ha minacciata, spintonata e poi percossa. Fondamentale dunque l'intervento della polizia, così come nel secondo caso, relativo ad una 36enne che continuava a ricevere telefonate rabbiose dall'ex marito. L'uomo ha poi iniziato ad appostarsi sotto la casa di lei, la seguiva, le ha danneggiato lo scooter e così via. Dall'inizio del 2019 la polizia di Genova ha denunciato per stalking 21 soggetti, ne ha arrestati 5 in flagranza, oltre a 9 provvedimenti cautelari. Siamo all'informazione religiosa, veniamo in diocesi, si è concluso ieri sera con il ritorno in pullman il pellegrinaggio a Roma dei cresimati della diocesi. I ragazzi hanno vissuto un'esperienza unica sia per chi non era mai stato nella capitale, sia per gli spunti di riflessione che hanno ispirato le testimonianze ascoltate, ma anche per il clima conviviale che si è respirato nel gruppo. Sentiamo allora alcune delle impressioni raccolte, sentiamo. Il pellegrinaggio si è concluso fisicamente ieri sera intorno alle ore 20, ma continuerà per molto tempo nel cuore e nella mente dei ragazzi che hanno trascorso 3 giorni indimenticabili. A colpirli sono stati soprattutto le testimonianze ascoltate negli incontri serali con Federica Ancona, della comunità Nuovi Orizzonti, e con Arturo Mariani, calciatore della Nazionale Amputati, che hanno raccontato le proprie esperienze di vita e di fede. Le cose che ci hanno detto di professare la fede, di affidarci a Gesù, alla Madonna, tutte queste cose che magari diamo un po' per scontate alla nostra età, dobbiamo cercare di metterle in pratica invece quando siamo fuori. Sì, mi è rimasto impresso la parola di Arturo che ha detto che niente è impossibile, è stata molto commovente la sua storia, però alla fine ci ha commosso e abbiamo preso spunto da lui. Il momento clou del pellegrinaggio è stata l'udienza papale in piazza San Pietro, vissuto ancora più intensamente da 4 ragazzi estratti a sorte che hanno potuto incontrare il Papa da vicino. Ma a me è piaciuta la parte in cui l'abbiamo incontrato perché non è una persona che si sente sopra tutti, ma è proprio come se fosse un ragazzo, uno di noi, quindi ci ha stretto la mano, ci ha parlato normalmente, è stato molto bello. È stata un'emozione davvero unica, soprattutto quando ci ha stretto la mano, e davvero è un'emozione unica. Grande soddisfazione espressa anche dal vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, che ha accompagnato i ragazzi nel loro cammino. Sono contento che anche quest'anno sono stati 3 giorni belli e ricchi. Belli, mi sembra anche di avere la conferma dei ragazzi che so che hanno detto che hanno avuto 3 giorni che hanno vissuto volentieri. Li ringrazio di essere venuti perché questi giorni sono belli perché ci sono loro. Rimaniamo in diocesi e parliamo della festa di Nostra Signora della Guardia. Intanto stiamo per vedere le immagini che fanno riferimento alla messa concelebrata questa mattina al santuario di Velva dal vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, e dal vescovo di La Spezia, Monsignor Ernesto Luigi Palletti. Vedete le immagini di Antonio Solinas. La celebrazione, come detto, questa mattina al santuario. Oggi alle 17 invece ci sarà il Vespro e la processione con l'Arca della Madonna della Guardia presieduta da Don Gianluca Trovato. La celebrazione è stata preparata dalla comunità e dal rettore Don Siriac Bigirimana. Ne parleremo ancora nel telegiornale di questa sera. Intanto la comunità di San Rufino a Leivi inizia domani il cammino in preparazione alla festa della Guardia. Quest'anno ricorrono i 100 anni dall'inizio della devozione, scaturita da un voto fatto dall'allora arciprete Monsignor Giovanni Croce, che affidò alla protezione di Maria i giovani della parrocchia mandati al fronte nella Prima Guerra Mondiale. Al termine dei combattimenti il parroco commissionò la statua della Madonna della Guardia allo scultore Antonio Canepa e l'8 settembre del 1919 l'effigie mariana completata fu portata nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari, dove i reduci della guerra, insieme ai fedeli leivesi, si riunirono per portarla a spalle fino a Leivi. Domani sera, dunque, alle 19, la prima messa della novena sarà celebrata proprio a Rupinaro, dove sarà riportata la statua della Guardia. La tappa successiva, sabato, sarà nella chiesa parrocchiale di San Pier di Canne. Quindi l'immagine sarà riportata a San Rufino di Leivi, dove proseguirà il cammino di preparazione alla festa che, come 100 anni fa, cadrà proprio l'8 di settembre. Anche nella parrocchia di Pieve di Zignago, in provincia di La Spezia, si celebra la Madonna della Guardia. Questa sera alle ore 21 la messa presieduta da Don Simone Gersi della diocesi di Savona Noli.
Il villaggio del ragazzo ha ricordato Elio Garbarino nel secondo anniversario della sua scomparsa. Amici, familiari e conoscenti si sono ritrovati per ricordare il falegname e formatore del centro professionale di San Salvatore di Cogorno. La messa è stata presieduta da prete Rinaldo Rocca, che ha ricordato come Elio Garbarino fosse sempre gioviale anche nei momenti difficili e capace di mettere le persone a proprio agio. Un uomo anche di contenuti, ha detto ancora il sacerdote, promotore di giustizia, misericordia e fedeltà. Garbarino, ha spiegato, ha saputo restituire quello che aveva ricevuto da Donnando e dalla famiglia del villaggio in passione educativa, in formazione dei ragazzi, in amore e verità. Ora spazio all'economia, come di consueto il giovedì. Oggi parliamo di una novità che riguarda la cedolare secca per gli affitti dei locali commerciali e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che aiuta le vittime dei crack bancari a chiedere l'indennizzo. Sentiamo tutto nella scheda della settimana. Il regime fiscale agevolato della cedolare secca al 21% potrà essere applicato anche ai contratti d'affitto di locali commerciali arrivati a naturale scadenza nel 2019 e che saranno prorogati o rinnovati. L'eventuale proroga si considera come se fosse un contratto di locazione stipulato nel corso del 2019. Lo ha chiarito di recente l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito. Fino ad oggi invece la cedolare sugli affitti commerciali di immobili accatastati come C1 era possibile soltanto in caso di contratti che non fossero in essere al 15 ottobre 2018. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto dell'8 agosto 2019 relativo alla presentazione delle istanze di indennizzo al FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori, che ha disciplinato la possibilità per le vittime dei crack bancari di presentare le domande di risarcimento. I risparmiatori potranno quindi accedere al fondo da 1,5 miliardi istituito con la legge di bilancio 2019. Le domande, corredate da idonea documentazione, dovranno essere inviate soltanto in via telematica, usando i moduli informatici pubblicati e compilabili su un'apposita piattaforma web, disponibile all'indirizzo fondoindennizzorisparmiatori.consap.it. Potranno chiedere l'indennizzo al FIR, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche o loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018. In particolare sono rimborsabili le azioni e le obbligazioni subordinate emesse da Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e loro controllate. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti e andremo in Val d'Aveto per parlare del Rally della Lanterna. A dopo. Avvenire titola Conte fa i conti col PD, Mattarella oggi dà l'incarico al premier uscente, restano i nodi di vicepremier e voto tra gli iscritti del Movimento 5 Stelle, Zingaretti non staffetta ma svolta, Di Maio ha detto no alla Lega, superate destra e sinistra e Salvini un governo dettato dall'estero. E a proposito del ministro degli interni, o meglio dell'ex ministro degli interni, migranti, la Mare Jonio soccorre 98 persone tra cui 22 minori, sbarco negato, i bimbi salvati, no anche a loro. Parlamento chiuso, rivolta a Londra, Johnson ferma i lavori per ottenere la hard Brexit e poi ancora altre notizie dall'Avvenire, utero in affitto, Madrid lo vieta ma è Far West, le norme aggirate e ancora la visita, il cardinale Bassetti, presidente della CEI in Sri Lanka, cristiani perseguitati. Eredità in beneficenza, il dono di Olga ai disabili di Pinerolo, vediamo questa storia che arriva dal Piemonte, il dono di Olga ai suoi malati, l'anziana signora lascia in eredità 400.000 euro alle famiglie di Pinerolo che hanno un figlio disabile, una settantina di nuclei aiutati oltre a una clinica locale. Il comune una grande festa per dirle grazie. Siamo sul secolo XIX, c'è l'accordo tra Movimento 5 Stelle e PD, oggi l'incarico, il commento di Marcello Sorge al governo, le convergenze, anzi le convenienze parallele, chiaramente parafrasando una famosa frase di Aldo Moro. E poi la grillina Salvatore, mi candido in Liguria ma non insieme al Partito Democratico. Johnson chiude il Parlamento per blindare l'hard Brexit nel Regno Unito e poi New York accoglie Greta, la giovane svedese sbarcata ieri per il Giro delle Americhe, la paladina dell'ambiente.
Venezia, lo scontro su Polanski accende il Festival del Cinema e poi ancora l'altruismo degli over 65, i volontari liguri sono raddoppiati, nel 98 erano il 5%, oggi sono il 10%. Expo Fontanabuona, oggi l'inaugurazione e Calvari fa festa. All'interno del secolo nel Levante un caso di infezione tropicale rapallo, intervento di bonifica in mezza città, una donna appunta da una zanzara è contagiata, molto probabilmente il virus lo ha preso nelle Filippine, ordinanza del sindaco, via i provvedimenti di prevenzione e di controllo. E poi ancora dal secolo XIX a Santa Margherita Ligure il Festival di Bioetica guarda al futuro, uomo, ambiente, animali, è il tema della terza edizione con una raffica di appuntamenti in programma oggi e domani tra Villa Durazzo e Piazza Caprera. È il momento di collegarci con la redazione, c'è Giacomo Rizzi oggi, a te. Grazie Maurizio e un saluto a chi ci segue da casa. Oggi è il giorno di taglio del nastro per la 35esima edizione dell'Expo Val Fontanabuona. L'inaugurazione sarà oggi alle 18 dagli alla zona di stand espositivi a Calvari nella località di San Colombano Certegoli. L'inaugurazione ha appuntamento alle 18 e la manifestazione resterà aperta sino a domenica. Gli stand saranno visitabili ogni giorno dalle ore 15 alle 23:30, tranne il giorno della domenica che è il giorno di chiusura, che l'orario sarà 10:30-23. Ovviamente il calendario è ricco di appuntamenti e già nel TG di stasera potete vedere le prime interviste e le prime impressioni raccolte da Telepace che sarà presente oggi all'inaugurazione. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Giacomo, noi adesso andiamo in Val d'Aveto dove è tutto pronto per la 35esima edizione del Rally della Lanterna organizzato dal gruppo sportivo Allegrezze. La manifestazione quest'anno è dedicata a Ugo Monteverde. Le gare si svolgeranno sabato e domenica. Sentiamo l'intervista di presentazione. 80 iscritti quest'anno per il Rally della Lanterna numero 35, il terzo della Val d'Aveto. Nel fine settimana si prevede dunque una grande presenza di tifosi e appassionati di motori. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre i partecipanti si sfideranno in varie categorie, dalle vetture più performanti a quelle più piccole. Il percorso non cambia rispetto allo scorso anno, il tracciato toccherà la Val d'Aveto e la Val Trebbia. Le gare inizieranno con la prova dello shakedown del sabato mattina, ossia le test delle vetture libere per tutti. Dopodiché alle 15 del pomeriggio del sabato 31 agosto ci sarà la cerimonia di apertura del rally con la partenza nelle vie del borgo di Santo Stefano d'Aveto per poi percorrere, come detto, le prove di Fontanigorda a Montebruno ripetute 2 volte e in ultimo alla sera del sabato una nuova prova caratterizzata dal fascino del buio, la prova di Pievetta. Dopodiché la domenica 1 settembre verranno ripetuta 3 volte la prova del Montepenna, più o meno distanziate di un'ora tra una e l'altra. Per l'edizione di quest'anno gli organizzatori hanno istituito il primo Memorial Ugo Monteverde, colonna portante del gruppo sportivo Allegrezze e principale promotore del rally a Santo Stefano, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile. Dedicargli il rally vuol dire soprattutto un segno di ringraziamento, oltre che di ricordo. Per chi si cimenta nel rally, che cosa incontrerà? Strade di diverso tipo, molto tecniche, quindi molto guidate, con tratti veloci, con tratti misti, con tratti più lenti e quindi quello che caratterizza più o meno le strade della Liguria e della montagna ligure. Il più bravo sarà premiato quando? La premiazione verrà sul palco all'arrivo sotto il castello di Santo Stefano d'Aveto alle 16 della domenica 1 settembre. Verranno premiati tutti i concorrenti, quindi prima la cerimonia del podio e poi mano a mano tutti i concorrenti che arriveranno al traguardo. Siamo giunti al termine del telegiornale, ci ritroviamo questa sera alle 19:15 e continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com e sul canale All News 187. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.